Una madre che ovviamente è positiva, che il quadro si è aggravato, poco prima di caricarla in ambulanza si rivolta ai figli dicendo: ragazzi, ormai siete grandi, qualsiasi cosa accada io vi voglio bene. È difficile lasciare lì una frase del genere, è chiaro che questa cosa poi la si porta a casa. Una storia delle tante che quotidianamente vivono i soccorritori infermieri del SUEM 118 di Vicenza, angeli vestiti da palombari che ogni giorno affrontano il Covid andando nelle case di chi è positivo, affrontando con loro ansie, timori, paure. La domanda più frequente è: ma se porto papà, mamma, fratello, figlio in ospedale poi non possiamo più vederlo, è questo che arriva, e questo è realmente effettivamente, quindi tante volte rifiutano anche di venire. E questa seconda ondata del Covid sembra anche essere peggio di quella di primavera. Ci siamo trovati di colpo nell'arco del periodo che va dal 1° ottobre ovviamente ad oggi a dare una risposta che è praticamente un aumento di più di 4.000 chiamate rispetto allo stesso periodo che quindi non era Covid dell'anno scorso. Il 50% delle uscite delle ambulanze sono per il Covid, cresciuti in maniera esponenziale i trasferimenti dei pazienti tra gli ospedali, mentre la centrale operativa è subissata dalle chiamate anche solo per chiedere informazioni. Chi ci chiama in centrale operativa ci chiama con sentimenti di paura, angoscia, di tristezza e anche sensazione di abbandono. A volte ci chiamano anche piangendo, ci troviamo di fronte a adulti, anziani, ma anche giovani. Un impegno, quello di tutti gli operatori SUEM, che va oltre l'aspetto professionale. C'è anche un impegno emotivo, non c'è solamente l'impegno professionale dietro, l'impegno emotivo legato a tutte le situazioni che si sono configurate e che ovviamente alle quali nessuno di noi si abituerà mai.